Bilancio positivo per la Pro Favara al termine del girone di andata del campionato di eccellenza Girone A. Secondo posto in classifica a 6 punti dalla capolista e con il lusinghiero risultato di avere vinto tutte le partite in trasferta. Un risultato che soddisfa la società, lo staff tecnico e anche i tanti tifosi che seguono i gialloblu, anche se c'è lo spazio per recriminare su almeno un paio di partite che potevano avere un risultato diverso ed invece sono state perse per singoli episodi. Questa mattina l'ultimo allenamento prima delle vacanze natalizie e di saluti di buone feste con l'impegno di tutti a riprendere il campionato con più grinta per raggiungere il massimo del risultato. Proprio oggi si è concluso il mercato acquisti, la Pro Favara si è rafforzata nei settori nevralgici dove ancora aveva qualche difficoltà. Il primo ad arrivare è stato Adin Buvka, classe 98, giocatore svedese, attaccante proveniente dal San Luca, squadra che milita nel girone I di Serie D. Quindi l'esperto portiere Tommaso Scuffia, 31 anni, di Macerata, proveniente dal Canicattì in Serie D. In attacco è arrivato Pietro Balistreri, palermitano, 37 anni, proveniente dall'Unitas Sciacca. Balistreri ha un curriculum di tutto rispetto. Prima di Sciacca ha indossato la maglia del Dongando Misilmeri, San Cataldese, Troina, ma anche Fiuggi, Messina, Marsale e Campobasso. Ultimo arrivato il centrocampista Andrea D'Amico, atleta catanese classe 1989 proveniente dal Città di Gela. Ma sentiamo il bilancio di questa prima parte di campionato con l'allenatore Gaetano Longo, il capitano Fabio Bossa e il centrocampista Vito Lupo. Tutto sommato è stata una prima parte abbastanza positiva, credo che abbiamo fatto bene il girone di andata, abbiamo fatto qualche errore sicuramente per quanto riguarda qualche partita, però credo che complessivamente non ho poco da rimproverare a questi ragazzi. Sappiamo che dobbiamo fare qualcosa in più se vogliamo recuperare dei punti all'inizio stagione e quindi in questo periodo stiamo lavorando anche tanto per farci trovare pronti per la nuova seconda parte del campionato. Bisogna migliorare qualcosa in casa sicuramente, ma di questo ne siamo tutti consapevoli, quindi in questo momento abbiamo staccato un po' per quanto riguarda le partite, però i ragazzi stanno lavorando, poi naturalmente riprenderemo dopo le feste di Natale e poi ricominceremo dopo Capodanno il girone di ritorno che deve essere un girone importante. Il girone di andata si è chiuso anche con una campagna acquisti, delle uscite naturalmente, ma anche degli ingressi importanti. Hanno rafforzato l'organico? Ma secondo me sì, credo che abbiamo fatto delle scelte oculate col direttore, con la società, abbiamo preso credo dei giocatori importanti sotto l'aspetto di qualità, sotto l'aspetto dell'esperienza e anche come persone, quindi in questo senso sono abbastanza soddisfatto. La società ha messo a disposizione questi giocatori che secondo me insieme alla rosa attuale possono darci qualcosa per farci fare un salto di qualità in maniera importante. L'abbiamo detto anche la volta scorsa, il girone di ritorno è come se fosse un nuovo campionato. Lo affronteremo con che spirito? Ma lo spirito è quello di sempre, lo spirito battagliero, perché abbiamo tanta voglia di recuperare questi punti e ne siamo tutti consapevoli. Sappiamo che il ritorno è più difficile, non è facile fare punti fuori casa e quindi bisogna essere pronti, preparati, perché dobbiamo lottare partita dopo partita, perché dobbiamo accorciare il prima possibile questa classifica. Ma spirito sereno, perché nella prima parte abbiamo provato a fare il massimo, non ci siamo riusciti per quelli che erano i presupposti di inizio stagione, ma siamo lì a giocarcela ancora col piede sull'acceleratore per sperare in quello che inizialmente doveva essere la nostra posizione in classifica, però ancora mancano 15 giornate e quindi la strada è ancora lunga. Certo, tutto il campionato di ritorno, qualcosa da perfezionare guardando indietro? Ma lo dicono i numeri, è inutile che dico io sì o no. I numeri dicono che dobbiamo fare qualcosa in più rispetto a quello che abbiamo fatto, perché chi ci precede ha fatto qualcosa di quasi mostruoso, quindi noi per
per superarli dobbiamo fare quello che probabilmente hanno fatto loro nel girone d'andata. Sono qui per augurare un felice Natale a tutti da parte mia e da parte di tutti i miei compagni, tutta la società, tutta Favara, tutti i tifosi che ci vengono sempre a seguire. È un invito che li aspettiamo con l'anno nuovo al campo, sempre più numerosi, perché abbiamo bisogno di loro. Voi avete bisogno di loro hanno bisogno di voi, perché quest'anno proprio ci tengono tantissimo al risultato finale. Ci tengono e ci credono come ci teniamo anche noi, perché se siamo qui è perché anche noi teniamo alla causa Favara e teniamo ai tifosi del Favara e teniamo anche a vincere e a realizzare quel sogno che tutti noi abbiamo, ecco.